Che si scelga di cucinare in casa o di andare al ristorante, tra aumenti di frutta, ortaggi, carne e uova, festeggiare la Pasqua costerà alle famiglie almeno il 10% in più. Un aumento stimato dalla CNA del Veneto in circa 300 euro. L'agroalimentare è uno dei settori più colpiti dai rincari provocati dalla guerra in Ucraina. I prezzi di grano, mais, olio di girasole e fertilizzanti si sono triplicati e potrebbero salire ancora. La difficile situazione aggravata dalla crisi Russia-Ucraina ci deve convincere a ragionare in un'ottica di sistema, partendo dall'agroalimentare attraverso l'artigianato fino alla ristorazione, perché tutti stiamo subendo un aumento esasperato dei prezzi, che si ripercuoteranno nei confronti del consumatore finale che in questo momento farà difficoltà e dovrà limitare i propri acquisti. Secondo il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon, è necessario un cambio di prospettiva, di riappropriarsi di spazi agricoli e commerciali delegati alle importazioni, perché stiamo pagando un prezzo altissimo alla nostra dipendenza strutturale di forniture estere di grano duro, tenero e mais, campi nei quali Ucraina e Russia giocavano un ruolo fondamentale che oggi si è interrotto. Noi siamo convinti che da questo punto di vista bisogna agire in un ragionamento di sostegno a livello europeo e ripensare anche il nostro modello, il nostro modus operandi in un'ottica di autonomia alimentare. Assieme alla Regione, la CNA sostiene il cosiddetto decreto salvafiliere Made in Italy e più in generale un recovery fund dedicato all'agroalimentare che attivi aiuti straordinari per raggiungere l'autonomia alimentare almeno a livello europeo.